Amici bellini, è qui che si gode? Sì, è proprio qui che si gode, perché noi ce la godiamo, abbiamo deciso di godercela e ce la godiamo fino in fondo. Non so se questo sarà un video dove riesco a unire tutto insieme, le dichiarazioni, il post partita e la lavagnetta, vediamo se ne escono due, lo scoprirete solo cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Daniel Guida. Prima di tutto, tutti i nuovi iscritti. Ieri la live è stata bellissima, tantissimi nuovi iscritti, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo estratto il vincitore della giveaway, Salvatore, che riceverà la maglietta alla grande, veramente alla grande, dopo una delle reaction, secondo me, una delle più esilaranti, perché poi me le guardo pure io non so, finché non la edito, la tagliuzzo e la metto insieme, la riguardo, e l'ho riguardata poi dopo, non ho finito nemmeno di riguardarla, perché è venuta bella lunga, veramente vi consiglio, se non l'avete vista, di andare a vedervi la reaction, che è uno spettacolo. E la live questa volta è quasi mandatoria, mandatory, si dice proprio obbligatorio che ve la guardate, perché a parte le nostre intuizioni, che oramai, vabbè, io me ne vanto e lasciatemene vantare ogni tanto, quando indovino e va bene così, cioè anticipare le parole di Spalletti, capire certe cose tatticamente, insomma guardare la partita. Ma poi quello che ci dice Guido Gentile a livello di numeri, che sviscera i numeri veri e propri, poi Spalletti lo ripete tale e quale, allora stiamo proprio il Caffè Napoli 1920. Fate bene a stare qui, a iscrivervi e a lasciare il like, perché secondo me scoprite delle cose prima degli altri. Quanto è forte il Napoli? La prima domanda che gli fanno, vabbè, allora ragazzi, mettiamoci bene in chiaro una cosa: Spalletti riesce a rispondere a livello tattico anche a domande assolutamente insulse. E quanto ti piace essere il comandante dell'entusiasmo di una città come la dovete finire. Basta, fate la domanda su un ass, chiedete se un ass è un giocatore che sulla sinistra è più forte che sulla destra o è meglio al centro. Mi sono stufato di sentire l'entusiasmo, la città di Napoli, il calore della gente. Mi sono rotto il calcio, basta, non siamo una barzelletta, siamo una squadra di calcio, e Spalletti lo dice, noi facciamo questo di mestiere, noi siamo semplicemente dei calciatori, degli allenatori. Basta con questa cosa dell'entusiasmo, non mi fa piacere. Trattateci come una squadra di calcio e parlate dei giocatori, dei moduli, del mister, delle scelte tattiche, eccetera eccetera, perché quando non lo fate, per fortuna ogni tanto Spalletti lo fa di per sé. E quanto è forte il Napoli, è quello che deve rispondere, è forte, siete veramente assurdi. Per fortuna Spalletti risponde sì, abbiamo fatto un'ottima partita, però, cioè, subito ti dice però che la domanda doveva essere: nel primo tempo avete avuto più difficoltà rispetto al secondo e vi avete cambiato modulo, questa era la domanda. Invece no, lo dice Spalletti per fortuna, e dice la Sampdoria ha fatto molto bene, hanno fatto anche un possesso di palla uguale al nostro nel primo tempo. Se andate a rivedere i numeri, D'Aversa c'ha ragione a metterla sul suo mulino, perché nel primo tempo comunque hanno avuto le due occasioni clamorose dove Ospina ha fatto due grandi parate e hanno avuto un buon possesso palla. Inoltre però Spalletti ci dice una cosa importante, ci dice che ci prendevano addosso, no? La Samp addosso. Che cosa significa? E questo è un passaggio bellissimo e importantissimo. Lui sta dando in questo caso, non sta parlando con noi tifosi, non sta parlando così, sta parlando con le altre squadre. Dice: signori, voi affrontateci, però se ci aggredite addosso e poi noi facciamo la pallata, perché se poi lasciate poi 50 metri o vi allungate clamorosamente e quindi non ci date la profondità e ci volete venire a prendere, vuol dire che la squadra avversaria si allunga, e se si allunga nel mezzo noi possiamo creare gioco con i trequartisti, con Fabio, eccetera eccetera. Se invece ci aggredite così, poi dopo rimanete corti, la pallata. Ed è la stessa cosa, bene o male, che ha detto anche Gotti: se noi ci abbassiamo poi troppo e il Napoli comunque fa gioco, e l'ha ripetuto anche D'Aversa. Quindi questa è la cosa più importante della giornata. Spalletti che sta dando un consiglio, e poi un consiglio, sta dicendo le cose come stanno, e poi alla fine dice: questa consapevolezza che stiamo avendo la diamo anche agli avversari. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli avversari dopo 5 partite hanno capito più o meno
meno il Napoli come si comporta rispetto a certi atteggiamenti, se aspettano, se invece, perché per esempio la Juve ci ha aspettato molto e ce l'abbiamo fatta lo stesso, però per il rotto della cuffia, aspettare, aggredirci alti. Ricordiamo che il Napoli andava in difficoltà, però facciamo molto meno fazzoletto, e allora dovete vedervela voi, questa è la bellezza adesso di affrontare il Napoli. La verticalità, chiede Barzagli, se è un caso, un po' se deve essere un caso, è la solita cosa che ci ha spiegato bene Spalletti: se ci vengono a soffocare il palleggio e noi andiamo in verticale, mi sembra una cosa normale, i 50 metri di campo eccetera eccetera. Ci sottolinea il campo che era così e così proprio a livello di tenuta, e quindi era difficile anche fare giocate tecniche e palleggiare alla grande. E poi gli chiedono Tiribocchi, gli chiede di Anghissà e lui dice: Anghissà ci dà la forza che mancava. Domanda banale, risposta banale, ma la integra la risposta banale dicendo: noi poi lo abbiamo spostato a sinistra. Grazie mister, grazie, perché io posso avere il dubbio, ti sei spostato a 2 e lui ce lo conferma, ti sei spostato a 2 per avere un pochino più di filtro, un po' di copertura a centrocampo, perché loro, Quagliarella lo dice proprio, Quagliarella, no, vi dovete andare a rivedere la reaction e la live, andatevela a vedere veramente, perché io sono troppo orgoglioso. Quagliarella tra le linee si abbassava e ci metteva in difficoltà. Allora io penso, come intuizione, mettiamoci a 2, quindi Anghissà e Fabian possono aiutare di più. Però Spalletti ci aggiunge una cosa importante e ci dice Torsby, quindi adattamento anche a quella lettura della partita. Torsby da quella parte stava spingendo di più e quindi Anghissà lì serviva di più a fare frangiflutti su un giocatore specifico che poteva dare difficoltà. Grazie Luciano, maledizione, va bene. E poi aggiunge anche il fatto dei piedi invertiti che lui preferisce quando sono a 2. Quindi quando Fabian ce lo ritroviamo a sinistra è più perché partendo dalla posizione già fa subito, sì, facciamo un video unico ragazzi, facciamo un video unico, passiamo direttamente alla lavagnetta perché c'è poco da dire, erano cose banali. Il Napoli, il Bari, è chiaro, se eravamo rossi e bianchi, la scritta Lete in bianco, capite quello che vi dico? Se il Napoli parte così, ok, e la mezzala adibita a poi diventare il sottopunta, è ovvio che Fabian si ritrova a sinistra, e molti abbiamo detto Fabian a sinistra è meglio, con Gattuso non voleva stare a sinistra, va bene, ma il problema è che questo è quando il Napoli è 4-3-3 e la mezzala si inserisce, allora Fabian si ritrova qui perché ovviamente è lui il centrale. Però quando il Napoli passa a 2, Fabian si ritrova qua e Anghissà si ritrova qua, un pochino perché Anghissà doveva seguire Torsby e un pochino perché a lui piace che quando ci sarà lo spazio Fabian non deve rimanere per forza così, quando abbiamo la palla Fabian arriva in questa zona e può essere pericoloso anche per il tiro. Si gode, è qui che si gode, sì, è proprio qui che si gode. E cosa si prova ad essere nell'entusiasmo della cosa? Questo è impossibile. Spalletti sta cercando a tutti i costi di dare delle risposte il più possibile diverse a queste domande insulse. L'impossibile affetto che ci dà la tranquillità. Però mancano 70 punti. E qui lui dice, fate la previsione, a quanto si vince lo scudetto? Volete per forza mettere pressione alla squadra che è davanti, di proposito, perché non si può parlare dopo 5 giornate questa è la squadra che vince lo scudetto, è un'assurdità, non è nemmeno questione di fare il pompieraggio, è che mancano un'infinità di partite, quanto si vince lo scudetto? A 90 punti e ne mancano ancora, quindi veramente non si può parlare né di scudetto né di niente. È bello però che Spalletti ci ricorda, a me mi serve Demme, a me quando ci parla poi del turnover, io dice il turnover io non lo voglio ancora fare, ma non perché non ce ne sia bisogno, non perché anzi per far trovare la condizione. Questa è una cosa che io non avevo intuito e che non avevamo capito, nessuno aveva detto. Trovare la condizione significa anche avere più minuti nelle gambe. Zielinski adesso deve giocare di più per ritrovare la condizione dopo l'infortunio, insomma dopo che si è fermato, e anche trovare gli equilibri. Io questa è una cosa che avevo detto, insomma lasciarli in campo. Perché li lascia in campo tutti quanti e i cambi arrivano più tardi? È per questo, è perché li vuole far giocare insieme, vuole far trovare
trovare gli equilibri, la condizione migliore, insomma, che bello, che bellezza, avere delle risposte ai nostri dubbi, è lì che io poi arrizzo come un dannato, la consapevolezza, ma gli avversari ora sanno, eccetera, eccetera. Fabian conosce la materia, gli chiedono ancora di Fabian, ovviamente lui deve rispondere le cose che ha già detto dopo l'Udinese, che Fabian conosce la materia, che se la trascina, però imparando che, confrontandosi, insomma, imparando che quando la tocchi una volta di meno, magari ti ritorna più presto il pallone. Fabian ama il pallone, innamorato del pallone, lo sappiamo, non lo scopriamo con Spalletti, e quindi lo ha convinto. Questa è l'esperienza del mister con esperienza. Se uno è un mister con esperienza e ti dice fai un tocco in meno, vedi che la palla ti ritorna, ne toccherai di più e sarai pure più pericoloso. Fabian gli dice, rega, Spalletti che ha fatto tutte che le Champions League, che ha vinto col Zenit, forse può essere che ha ragione, magari glielo dice un Gattuso e Fabio gli dice ma tu chi sei? Tu a look, ciuchi. Questa poi è la differenza, ragazzi, ed è importante, perché i giocatori sono ragazzi, e quindi anche loro possono avere delle convinzioni, delle preferenze, e chi ti dice il contrario? Dopodiché ovviamente l'intervista a Osimhen, che non spiccica veramente una parola di italiano, quindi questo ti fa capire anche la difficoltà. Spalletti lo dice di Osimhen, mi piace non solo che sia forte, ma anche la disponibilità a comunicare con i compagni e a dare quel di più, anche rimanere dopo gli allenamenti, insomma gli allenamenti individuali, e questa è una cosa straordinaria. Osimhen in inglese ci dice ovviamente mi è bene cominciare bene perché ho fatto subito gol, l'anno scorso ovviamente le problematiche, cose banali, però poi dice una cosa, dice I'm blessed, io sono benedetto. Quando il traduttore, insomma l'intervistatore risponde sono orgoglioso di essere allenato da Spalletti, signori, è molto più profondo quello che dice Osimhen. Osimhen dice I'm blessed, e non so nemmeno come tradurlo bene in italiano. Essere blessed, cioè essere benedetto, essere toccato dalla sorte, ma dalla sorte divina, cioè è proprio una benedizione aver avuto Spalletti, ed è una frase inglese tipica, insomma I'm blessed. Si dice I'm blessed quando dice io sono fortunato, si dice I'm blessed quando sono bravo e fortunato, sono orgoglioso, va bene tutto, però è più profondo, e quindi mi piaceva comunicarvi questa cosa qua, comunicare con i centrocampisti come voglio la palla, come loro mi chiedono di aiutare. È bellissimo, ragazzi. Osimhen, chi le guagliona, e noi lo possiamo chiamare Osimhen perché con affetto noi facciamo le filastrocche, eccetera eccetera, ma si chiama Osimhen e lo abbiamo detto in tempi non sospetti. Andate a rivedere, iscrivetevi, lasciate il like, iscrivetevi al canale e andate a rivedere le altre cose così. Ciao, sono Victor Osimhen, forza Napoli sempre, un bambino straordinario. Dopodiché fanno un'intervista anche a Fabian a fine primo tempo. Queste ho trovato, se mi sono dimenticato, se mi sono perso qualcosa me lo fate sapere voi. Ho ascoltato anche da Versa, ma lasciamo perdere. E chiedono a Fabian del gesto, no? Del gesto, e Fabian dice voglio chiedere scusa, ma voglio chiedere scusa ai tifosi della Sampdoria, cioè non era per i tifosi della Sampdoria, era per un amico, se si sono offesi volevo subito chiedere scusa. Bellino Fabian che dice no, per carità, non volevo offendere, mi piace l'atteggiamento. Però caro Ruiz, quando si dice si parla e tu con il tuo amico, perché poi c'è la storia su Instagram, potete andare a vedere, e quello intende, si parla, siamo noi tifosi, noi tifosi avversari che parlano di te, anzi i tifosi avversari che non ti hanno visto giocare per anni e anni uno dietro all'altro, ti apprezzano tutti tantissimo e ti temono. Siamo noi tifosi del Napoli che, avendo visto tutte le partite, andiamo nella scazzetta e ci aspettiamo da te le cose mirabilanti che stai si dice mirabilanti, insomma il gesto della Paper, ma non è il gesto della Paper, è che si parla, l'amico gli aveva detto tu segnerai e farai il gesto si parla, e lui ha segnato e ha fatto il gesto si parla, era rivolto a noi, ma va benissimo, sta tutto contento Fabian. Ospina, signori miei, è stata una partita dura, non fatevi ingannare dal 4-0, se qualcuno non l'avesse vista vedrete magari gli highlights, è stato un primo tempo molto equilibrato, tosto. Ospina deve fare un salvataggio all'inizio su Caputo, ma era in fuorigioco. Osimhen da solo, poi arriva il gol di Osimhen da solo, è quella là dove viene lanciato da Insigne se non sbaglio, e a tu per tu col portiere se lo mangia, poi arriva il gol sul passo sul cioccolatino di Insigne, e merito anche di Osimhen perché Osimhen si va a recuperare questo pallone dal nulla. Candreva, K2 un po' così, K2 per me non ha fatto la sua partita più straordinaria, qualcosina là per là l'ha lasciata, poi ha finito in crescendo come la partita
partita di Anghissà contro l'Udinese, poi c'è il tiro di Lozano alto, 2 miracoli di Ospina, Osimhen in fuorigioco che segna un grandissimo gol. L'ho rivisto il fuorigioco, Gerardo Marino ce l'ha fatto rivedere, c'era, anche se non ce l'hanno fatto rivedere in diretta. Candreva, ancora la parata di Ospina, Candreva dappertutto, veramente meritava di segnare un gol. Insigne parato, Fabian gol. Insigne 2 assist nel primo tempo. Ne approfitto per farvi vedere anche gli XG, che magari uno si poteva aspettare qualcosina in più, perché Napoli ha tirato molto, ma non erano tutti gol semplici da fare. Come vedete, 2 gol.11 diciamo da XG e 0,57 per la Samp, che nonostante insomma ci abbia creato dei grattacapi, vedete i pallini, questi pallini qua azzurri sono gli episodi per la Samp, quindi non erano facilissimi da segnare. Quelli là, i pallini più grandi, sono le occasioni clamorose, le stelline ovviamente sono i gol. Sbagliai a dire l'altra volta, era tutto impappapallato, quindi la stellina che vedete grande, quella là, è quella di Osimhen sul passaggio di Lozano. Dopodiché la stellina un po' più piccola è il gol di Osimhen al volo sul passaggio di Insigne, e poi c'è il gol di Fabian che è una stellina piccolissima, perché era un gol difficilissimo, c'erano giocatori davanti, un quoziente di difficoltà altissimo, veramente incredibile. E anche piccola era la stellina per il gol di Zielinski, straordinario, una cosa bellissima. Il gol di Lozano, Zielinski parato che faceva le prove per il gol, Insigne il tiro alto, poi il gol di Zielinski, Candreva di poco alto che veramente voleva fare questo gol, Osimhen largo, ricordate il tiro largo, e poi il gol in fuorigioco parato, Lozano, Rasoter, Usas parato, e anche Anghissà è arrivato al tiro. Secondo me quel rigore c'era, ma cerchiamo di non possigiggiarci. Quindi Ospina molto bene, presentissimo quando è stato chiamato in causa. Di Lorenzo io insisto, ha fatto una buona partita, ma vorrei tanto vederlo riposare proprio per ritrovarlo nella brillantezza più totale. Però Lozano gli ha dato una grossa mano in difesa, perché le catene della Sampdoria erano importanti. Il 4-4-2 si giostra tutto su queste catene qui. Rachmani, povero ragazzo, io ho detto pure alzati, non fare la simulazione, la botta l'aveva presa e l'ha risentita probabilmente nel secondo tempo. Speriamo sia solo un capogiro, niente di assoluto. L'ingresso di Manolas, insomma, Manolas è stato efficace nel non cincischiare, cioè proprio palla boom, fuori, va benissimo, fai così, non cincischiare, perché non hai i piedi per cincischiare, buttala in tribuna e ci riorganizziamo. Bravo Manolas, bravo K2, è difficile dire che non sia bravo K2. Mario Rui ha fatto un'altra grandissima partita, veramente una grandissima partita. Mario Rui sta overperformando, anche a lui servirebbe un po' di riposo, perché nel finale l'ho visto esausto, ma sta veramente overperformando Mario Rui. Meno male, ci risolve quella che è il nostro punto debole alla fine, quando uno come Mario Rui va oltre le proprie possibilità. Anghissà e Fabian ovviamente li vediamo così, ma questo era il secondo tempo. Si comincia con il 4-3-3, e il 4-3-3 che non chiede a Insigne e a Lozano di stare qui con le mezze ali che aiutano Osimhen. Siamo più guardinghi e fondamentalmente siamo un po' più coperti, anche una sorta di preventive, le famose preventive, no? Noi sappiamo bene. Ecco, Insigne può aiutare un po' di più, Lozano ha aiutato un pochino di più il centrocampo. Se vogliamo, la situazione era un po' più questa nel primo pressing. Dopodiché ovviamente si è giocato molto nel centrocampo, quindi quando era la situazione così Zielinski doveva dare una mano da mezzala, e va bene. Però Spalletti ce l'ha detto, non abbiamo chiuso tutte le cose e abbiamo lasciato un po' troppo di possesso a loro. Quindi nel secondo tempo succede proprio questo, che Zielinski si sposta vertice alto del triangolo, Anghissà va da questa parte, Fabian va da quest'altra, e il Napoli chiude la pratica. Lozano mi è piaciuto tantissimo, Fabian ha fatto una partita straordinaria, anche di recuperi. Io, perché quando Fabian lo vedo qua bello convinto, che aiuta Ramani, che aiuta Di Lorenzo, bravo, Anghissà è insormontabile, poi lo ritrovavi anche qua in attacco, una roba straordinaria. Zielinski continua a danzare sul pallone ed il gol è una perla delle sue. Insigne assist a Iosa, Lozano altruista, insomma tanta corsa appunto all'avversario, e questo castigo di Dio qua, ragazzi, un gol se lo mangia ma altri 2 ne fa. E poi insomma non possiamo non essere contenti di Osimhen, ragazzi. Osimhen per noi Osimhen è un grande attaccante che ci sta togliendo già delle grosse soddisfazioni. Entrerà Petagna
guadagna, entrerà Elmas che si metterà qui, entrerà Politano che si metterà qui e un ass finirà sotto punta. Ovviamente quando un ass è qui si aiuta con Politano e fanno un bel po' di scompiglio su questa zona qui. Nel finale di gara abbiamo visto un ass anche in questa zona con Elmas sotto punta che dava un pochino più una mano al centrocampo e un ass che sulle fasce doveva guadagnare tempo per far finire questa partita. Io sono molto contento, ragazzi. Siamo arrivati a 20 minuti di video, non volevo farne due, potevo milcare le visualizzazioni, no, ho voluto fare tutto così anche perché c'erano delle banalità nelle domande e quindi le abbiamo racchiuse tutte quante in un video. L'analisi tattica è presto detta, è presto fatta e dobbiamo già pensare al Cagliari, perché calma, i numeri, andatevi a vedere tutte le cose, noi dobbiamo godercela, stiamo mettendo dei punti da parte per quando ci saranno i famosi rainy days, no? I giorni di pioggia, e noi mettiamo dei punti da parte che ci possono servire per tenere a distanza quelle che poi stanno cercando di recuperare. Beh, io mi diverto tantissimo, apprezzo il lavoro di Spalletti, apprezzo la comunicazione di Spalletti, apprezzo la felicità che i giocatori stanno dimostrando in ogni storia di Instagram, in ogni intervista. Insigne che salta addosso, qualcuno aveva detto ma Insigne lo vedo nervoso, ok, salta addosso a Osimhen, sono tutti contenti, si abbracciano, Lozano, Fabian, bene così, cavalchiamo l'entusiasmo, pompieriamo, quando ci parlano di scudetto pompieriamo perché ci vogliono mettere solo pressione, ma l'entusiasmo lo cavalchiamo perché l'entusiasmo ti fa correre con più leggerezza e Spalletti ce lo dice, e quando ce lo dice Spalletti da New York, Valerio Fluido è tutto, 21 e mezzo dei video, anche questi, cioè, tu sei il mio eroe se te lo sei visto tutto, hashtag De Paoli è disonesto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.